Oggi sempre più spesso sentiamo parlare di sostenibilità ambientale, energetica, ma non solo. Con il nostro progetto miriamo appunto a una pesca più sostenibile, quindi allargando il mondo del settore ittico e quindi della risorsa a specie meno nobili. Parliamo dell'acciuga, parliamo delle sarde, parliamo della boga, parliamo del tombarello, quindi tutte quelle specie cosiddette povere o eccedentarie. Il Mar Mediterraneo è ricco di queste specie e quindi a questa sua ricchezza abbiniamo anche una ricchezza culturale culinaria, nel senso che la nostra tradizione, specialmente siciliana, è molto legata a queste risorse. Basta ricordare la boga a Marsala, la cosiddetta boga di Nassa, o la spadola a Messina, piuttosto che il mascolino a Catania, e nella nostra zona di Trapani lo zerro, la minnola, che noi peschiamo e apprezziamo di più nel momento in cui questa specie ittica ha le sue uova. Il progetto va per step. Uno degli step riguarda il mondo della scuola. Saremo presenti anche nelle scuole primarie per abituare i ragazzi delle scuole primarie a gustare il nostro pesce povero. Un altro passaggio importante del progetto riguarderà la piattaforma informatica. Noi saremo presenti sul web per coinvolgere il più possibile dei partner europei, perché uno degli obiettivi del nostro progetto è di poter canalizzare le nostre risorse ittiche e far interessare i buyer europei a un acquisto anche telematico del nostro prodotto. Pensiamo infatti di costruire sul progetto un'app che è dedicata appunto alla commercializzazione del nostro prodotto. Cosa che faremo sicuramente nei prossimi mesi a venire e che ci verrà coinvolti con lo Studio Nouvelle di Salerno quale nostro partner nel progetto. Oggi dall'OP di Trapani e Isole Egadi ci arriva il sugarello maggiore, un pesce considerato tra i poveri poverissimo, spesso non, scartato già a priori. Invece abbiamo pensato di proporlo per i bambini, perché è un pesce abbastanza delicato, è più grossetto e si può sfilettare con più facilità, e allora prepariamo un piatto per i bambini. Paolo. Piacere di conoscerti, come dice il nostro motto del buon pescato siciliano, piacere a tutti voi. E allora, hai detto bene, per i bambini, una classica cotoletta alla milanese, ma fatta con il pesce. Passiamo subito all'operatività, quindi andrò ad accendere il pentolino con l'olio. In questa padella direttamente farò un qualcosa che i bambini non sopportano, sia a casa che a scuola, nelle mense. Una bellissima verdura di campagna, bietolina rossa, che io trasformerò in una terrina particolare che vi farò vedere man mano. Quindi andrò a mettere l'olio extravergine delle valli trapanesi, no? Sì. Benissimo. E prima passerò addirittura, per dare ancora più valore, metterò un po' di porro che precedentemente avevo tagliuzzato per dargli un po' di base. Metto le mie foglie, quelle più tenere. Se tu appena raccolta è biologico, infatti, se tu puoi cortesemente mettere il tuo tocco, quindi un po' di sale delle nostre saline di Trapani, esattamente, presi da Slow Food. Benissimo. Quindi le nostre verdure stanno andando, il nostro olio, perché tra un minuto è pronto, quindi andremo a fare una panatura leggera con il nostro sugarello maggiore. Non andrò a mettere assolutamente né sale, nulla, perché poi lo metterò alla fine, quindi farò semplicemente che lo passo nella farina eventualmente di riso per i celiaci, o anche la farina normale, o anche farina per noi usiamo quelle grandi siciliane, giusto? Esatto. Passo nell'uovo, quindi sempre senza, ovviamente con l'ausilio di questa
pinzetta e poi vado a mettere il mio filetto nella panatura. La nostra verdurina è pronta, quindi faccio riposare il nostro filetto che si asciuga, perché devo fare un passaggio importante. Utilizzerò questo anello, raccolgo un po' tutto questa mia verdurina, metto il mio anello, metto tutto qua all'interno, ok, e andrò a mettere una colata di uovo e farò cuocere lentamente, va bene? Guarda, faremo così. E adesso l'altro passaggio, il nostro olio è pronto, andiamo a cuocere il nostro filetto. Nel frattempo facciamo la nostra maionese vegana, quindi ho un po' tutte le misure già dell'olio di girasole, quindi 280-300 ml, si può conservare anche per 10 giorni tranquillamente. Poi latte di soia, un altro pochettino, quindi 300 di olio, 100 di latte di soia e poi abbiamo zucchero, succo di limone, aceto e 5 ml e 5 ml. Ok, e poi sale e zucchero 8 grammi, 4 e 4, e per finire uno squizzo di senape di Dijon originale, e invito il nostro buon Peppe a mixare e fare sali e scendi per circa 30 secondi. Peppe, ma nemmeno. Eccezionale. Croccantissimo, asciutto. Prepariamoci con il nostro piatto, giusto Giuseppe? Perfetto. Io penso che il nostro uovo, vediamo la consistenza. Impiattamento. Quindi andrò a prendere la mia terrina di verdura, poi giocherò così con il mio filettino di milanese, poi giocherò con la nostra maionese vegana che andrò a mettere nel suo proprio alloggio. E poi ci giocherò un po' con questa ketchup naturale fatta homemade, come si vuol dire, fatta in casa. In questo caso il bastoncino, no? Non ha nulla a che vedere con questo classico filetto di pesce fresco, buon pescato. Quindi
dico Costo. il costo. Andiamo al costo. Metti che tra maionese, filetto, un uovo c'è 1,19 €, 1,19 €, 1,20 €. Abbiamo fatto una bella cena, un bel pranzo per i bambini. I bambini a scuola, a casa, ovunque, se lo mangiano tutto tranquillamente, perché dargli ai bambini una maionese, una ketchup, anziché quelle, tra virgolette, porcherie surgelate, qui hai un prodotto fresco. Quindi a questo punto, buon pescato siciliano. E buon appetito. Grazie. Oggi daremo qualche cenno di biologia delle acciughe e delle sarde. Sono specie pelagiche, cioè specie che vivono nella parte alta del mare, e sono specie gregarie, cioè che si muovono in gruppi. Ecco perché vengono pescati con l'attrezzo, con la circuizione, con la rete a circuizione, che è una rete che tende appunto a raggruppare queste specie, anche perché hanno una particolarità. Tendono a radunarsi sotto le fonti luminose. Si pescano soprattutto in primavera, nel periodo estivo, quando tendono ad avvicinarsi alla costa e tendono appunto a radunarsi. Sono delle specie estremamente interessanti dal punto di vista organolettico, sicuramente se ne è già parlato, ma qui voglio mettere in risalto il fatto che è un pesce che costa estremamente poco e che ha grandi valori nutrizionali. Una nota che volevo ricordare: secondo il regolamento mediterraneo, il regolamento 1967 del 2006, sono entrambe le specie, sia la sardina che l'acciuga, sono vincolati a delle taglie minime, in particolare che 11 cm per la sardina e 9 cm per l'acciuga. Oggi dal nostro mare i nostri pescatori dell'OP di Trapani e Isole Egadi ci hanno portato dei meravigliosi sgombri, ma vogliamo tentare di fare un piatto per i bambini, l'hamburger. Sì, e noi oggi andremo a preparare un hamburger speciale, perché è un hamburger fatto con il pesce e in particolar modo con lo sgombro. Quindi abbiamo qua tutto quello che ci serve: lo sgombro che abbiamo prima sfilettato, pulito dalle varie spine e macinato, la cipolla rossa di Partanna che andrà poi ad addolcire il tutto, dello zucchero che utilizzeremo per fare la nostra cipolla, e qua abbiamo dell'aceto balsamico e del passito con cui andremo a sfumare leggermente la cipolla. Allora, prendiamo quindi il nostro trito di pesce con cui andremo a fare i nostri hamburger. Quindi li andiamo a insaporire con del sale. Se non li preparate apposta per i bambini, potete aggiungere anche un pizzico di pepe, ovviamente. Al nostro macinato andiamo ad aggiungere dell'aceto balsamico, che ingentilisce un po' il pesce. Sì, serve un po' a smorzare ovviamente il sapore intenso del E la nostro dolcezza pesce. che con cui cerchiamo di conquistare. I nostri piccoli. Poi aggiungiamo un filo d'olio. Poi gli dà anche un bel profumo l'aceto balsamico, quindi dà anche un bel aroma a livello anche non solo di palato, ma anche proprio come odori. E abbiamo già il nostro impasto pronto. Per preparare la cipolla, semplicemente la cipolla va fatta appassire in padella e poi sfumata appunto con il nostro passito
a cui andremo ad aggiungere dello zucchero. Avremo quindi quasi un agrodolce, però fatto con il passito, che già di per sé comunque è un vino abbastanza dolce. E questo è quello che andremo ad ottenere. Adesso prepariamo il nostro hamburger, lo possiamo fare semplicemente con le mani o altrimenti poi ci possiamo aiutare con qualche attrezzo che abbiamo a casa, magari i cosiddetti coppa pasta oppure delle formine. Se abbiamo delle formine particolari possiamo farli magari con delle forme particolari ancora di più per accattivarci la benevolenza dei nostri piccoli commensali. Quindi andiamo a... Non facciamo l'hamburger troppo spesso, in modo che possiamo cuocerlo in poco tempo e così andiamo anche a velocizzare i tempi nell'esecuzione del piatto. Lo andiamo a mettere in una padella antiaderente e lo andiamo quindi a cuocere. Nel frattempo che il nostro hamburger cuoce, prepariamo il nostro piatto. Possiamo mettere sotto un po' di insalata. Naturalmente chi vuole osare di più, un panino morbido. E fare proprio un fish burger mediterraneo. Il nostro hamburger è pronto e lo andiamo ad impiattare. Prenderemo poi la nostra cipolla al passito e gliela adageremo di sopra. Un filo d'olio e il nostro piatto è pronto. Rosy, questa meraviglia per i bambini quanto ci può costare? Ma senti, qua siamo intorno sempre a €1 circa come costo piatto, quindi un piatto gustoso. E allora buon pescato siciliano. Buon appetito!